Pescheria Cam vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12:30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'Isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591. L'Ulstre Serenissima ha riaperto le prenotazioni per i vaccini anti-Covid alle classi di età fra il 1942 e il 1951. Le persone tra 70 e 79 anni possono quindi accedere al sito ufficiale allestito dalla Regione Veneto, di modo da fissare il proprio appuntamento in uno dei 9 hub vaccinali dislocati in tutto il territorio amministrato dall'ULSS veneziana. Già da questa mattina, però, le prime date disponibili sono andate a ruba, costringendo gli operatori a dichiarare temporaneamente esaurite le possibilità di prenotare. Tuttavia, sono in arrivo nuove spedizioni di vaccini, soprattutto di marca Pfizer, per cui il suggerimento è di riprovare aggiornando il sito più volte al giorno, visto che da un momento all'altro potrebbero essere riaperti nuovi slot vaccinali. SD Auto. Aperta a tempo pieno tutte le sue attività di vendita nella sede di Borgo San Giovanni 1195 a Chioggia e in quella di via Emanuele Filiberto 27 ad Adria. Noleggio auto, officina, carrozzeria e centro revisioni. SD Auto vi aspetta. Nonostante voci insistenti e accreditate nella giornata di ieri sostenessero che fosse imminente la decisione di ANAS di interrompere i lavori di manutenzione in corso al ponte che attraversa il Brenta e che il cantiere avrebbe ripreso le proprie attività solo dopo l'estate, l'ente che governa le strade statali, come la Romea, nega l'intenzione di ripristinare la circolazione simultanea nelle due carreggiate, previa sistemazione della campata ora vacante. Secondo quanto riportato dal giornalista Diego Degan nel numero del Gazzettino oggi in edicola, ANAS conferma il programma delle opere che sta procedendo in maniera definita regolare. Le previsioni per il termine dell'intervento rimangono quelle fissate al 5 luglio, con possibile anticipo in caso di lavori notturni da maggio. Nelle ultime ore sono giunte le nuove travi d'acciaio che sosterranno l'impalcato. La posa è in calendario proprio all'inizio del prossimo mese. Quindi nessuna sospensione, nonostante la richiesta specifica del sindaco di Chioggia Alessandro Ferro, allo scopo di salvare la stagione turistica balneare di Sottomarina e Isola Verde. Il primo cittadino, domani mattina alle ore 10, incontrerà virtualmente il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, assieme ai colleghi sindaci Henry Tommasi di Cavarzere e Omar Barbierato di Adria. Obiettivo delle amministrazioni locali è almeno riuscire a imporre il transito dei mezzi pesanti a lunga percorrenza attraverso la rete autostradale, evitando così di intasare la Romea. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17 anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. Un'ingente quantità di droga è stata rinvenuta ieri sera attorno alle ore 19 dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Chioggia, a bordo dell'auto guidata da un individuo, il quale non si era fermato all'ALT, intimato dal personale in divisa, durante un controllo stradale sfociato in inseguimento sotto il cavalcavia di Brondolo. L'uomo ha proseguito nella sua manovra azzardata, conclusa speronando e distruggendo l'autocivetta della polizia, sopraggiunta in aiuto ai colleghi. Nell'urto 2 agenti sono rimasti feriti con prognosi di 20 giorni. Anche la vettura del corriere della droga ha subito danni. I poliziotti hanno arrestato il malvivente e lo hanno condotto al carcere veneziano, mentre sono in corso le indagini relative allo stupefacente ritrovato. È tornata la pescheria Mare Blu. Offre una vasta scelta di pesce nostrano e allevato a mare con servizio di pulizia e sfilettatura.
Arrivi giornalieri garantiscono la freschezza. Pescheria Mare Blu a Borgo San Giovanni 342 è aperta dal martedì alla domenica con orario 7 e 13 e anche il sabato pomeriggio dalle ore 16 alle 19. Pescheria Mare Blu effettua consegne a domicilio nella zona di Borgo San Giovanni e accetta prenotazioni per pranzi e cene al numero 324 86 23 137. Doppia seduta della Quinta Commissione Comunale Bilancio, presieduta da Beniamino Boscolo, nei pomeriggi di oggi, martedì 20 aprile, e di domani, mercoledì 21. Al centro dell'attenzione dei consiglieri saranno rispettivamente il documento unico di programmazione per i trienni 2021-2023 e il bilancio di previsione relativo allo stesso periodo, licenziati recentemente dalla Giunta Comunale. Dopo l'analisi della Commissione, i due fondamentali provvedimenti saranno portati alla prossima sessione del Consiglio Comunale. Nel frattempo, sia il documento di programmazione che il bilancio sono stati resi pubblici dall'interno dell'albo pretorio, nel sito ufficiale dell'ente. Le sedute di oggi e domani avranno luogo in modalità videoconferenza. La nostra missione è promuovere l'innovazione integrando tecnologie virtuali e infrastrutture fisiche per realizzare smart city basati sull'efficienza energetica e la tutela delle risorse idriche. Visita il nostro sito www.ideasrl.it/. Con la 28ª edizione della Traversata dell'Amicizia tra i porti di Chioggia, Trieste, Orsera e di nuovo Chioggia, la Lega Navale Italiana e il Club Amici della Vela di Padova aprono la nuova stagione velistica nel Mare Adriatico, valida per il campionato di primavera. La tradizionale regata internazionale tra Italia e Croazia, in modalità race libera fuori con tutto, partirà alle ore 22 di giovedì 22 aprile dal porto di San Felice a Sottomarina, per poi raggiungere dapprima Trieste e quindi la località istriana di Orsera tra Parenzo e Rovigno. Il ritorno dall'altra sponda è previsto alle 10 di sabato 24 aprile. Anche quest'anno il calendario diramato dalle due associazioni è fortemente penalizzato dall'emergenza sanitaria. Pesce cotto e birra crua non è un proverbio, ma il binomio che lega la tradizione del buon pesce di qualità alla birra artigianale. Fish & Beer, in Viale Venezia 8 a Sottomarina, ha rinnovato il suo negozio di specialità alimentari e ha riaperto all'insegna della qualità e del gourmet. Il pesce migliore anche cotto, le migliori prelibatezze culinarie e i migliori abbinamenti con le birre artigianali li trovi solo da Fish & Beer in Viale Venezia 8 a Sottomarina. Telefono 335 84 17 387. In volo sopra la passerella del Pontile all'ospedale civile di Venezia. Lo spettacolare incidente, conclusosi per fortuna senza conseguenze per le persone, è avvenuto sabato pomeriggio attorno alle 16:30, quando un'idroambulanza del 118 si è inspiegabilmente diretta a tutta velocità contro l'imbarcadero nei pressi di San Giovanni e Paolo, finendo per scavalcarne la passerella, abbattendo le ringhiere di protezione e terminando la propria corsa dall'altro lato del pontile. La Procura della Repubblica di Venezia ha avviato un'inchiesta relativa allo schianto e il conducente del mezzo è stato iscritto nel registro degli indagati per naufragio colposo. Ancora allo studio degli investigatori, invece, la dinamica dell'incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche se in quel momento le persone si fossero trovate sopra la passerella. Secondo le prime testimonianze, il natante stazionava nello spazio acqueo dell'ospedale riservato alle ambulanze, quando avrebbe improvvisamente innestato la marcia e percorso circa una ventina di metri a tutta velocità in direzione del pontile. D'impatto con un'imbarcazione in vetroresina, ormeggiata poco prima dell'imbarcadero, avrebbe fatto da trampolino per l'ambulanza, la quale poi ha letteralmente preso il volo abbattendosi sul corrimano di entrambi i lati della passerella, prima di fermarsi in acqua dall'altra parte. Le ricostruzioni della Capitaneria di Porto e della Polizia escludono per ora un'avaria al motore, avvalorando dunque l'ipotesi dell'errore umano. Nel frattempo, nonostante i corrimano debbano ancora essere ripristinati, ieri dalle ore 17 è stato riaperto il fondamentale approdo ospedale per le linee 4.1, 4.2 e 5.1, 5.2. Anche a Chioggia, presso Parco Commerciale Clodì, puoi acquistare il tuo mezzo di trasporto del futuro. I migliori prodotti del mercato e a costi contenuti.
Per informazioni visita il sito www.motozone.it o chiedi informazioni via email info@motozone.it.